va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici ascoltatori, eccoci qui, 30 minuti con Bruno Zanette, anche oggi è qui con voi. Oggi è una giornata straordinaria perché parliamo d'arte, arte, cultura, e questo è possibile grazie al mio amico Alberto di Cadelpoggio, dove il Prosecco incontra il mare ma incontra anche l'arte. E una trasmissione così dove si parla d'arte, di pittura, chi più del maestro Gianni De Marchi che è qui con me. Ciao Gianni. Ciao Bruno. Guarda, ti ringrazio. Saluto anche Prego. gli amici di Veneto Radio Globe e anche di Radio Conegliano, naturalmente. Ecco, io vi ricordo che potete vedere, oltre che a sentire questa trasmissione, digitando il Veneto Globe sul vostro computer o sul vostro tablet o sul vostro cellulare, e potete direttamente collegarvi via internet col web e ci potete vedere. Fra poco ci sarà anche una novità, ci sarà l'app, cioè l'applicazione che potete scaricare gratuitamente, così potete entrare direttamente senza fare tante diciture sul... l'applicazione è veramente una cosa straordinaria. Allora, Gianni, noi iniziamo a parlare di una straordinaria mostra. Direi proprio di sì, che è una straordinaria mostra. Certo, che grazie a Civita Tre Venezie è stata ha aperto poi la settimana scorsa. È una mostra che si chiama I Vivarini. Certo, mi dispiace perché purtroppo ero all'estero, sono tornato ieri e quindi non l'ho ancora visitata, ma cercherò di visitarla il più presto possibile, anche perché secondo me questa è una mostra che può spiegare tante cose dell'arte veneta. Oltretutto è una mostra che parla della pittura tra gotico e rinascimento. Certo, perché da una parte, Bruno, vede questo, tante volte è un paragone che ci sta e non ci sta, ma comunque, tanto per darti un'idea, uno per esempio vede i pittori dell'Ottocento, no? Poi comincia, pittori del Novecento, vede Matisse, vede Picasso e dice, ma come mai è avvenuto un cambiamento, no? Ecco. E pian pianino, capendo lo studio di questi artisti, riesce anche ad avere un'idea dell'arte, del movimento dell'arte, no? Ecco. E la stessa cosa abbiamo anche con il discorso del passaggio dal gotico al Rinascimento. Ecco. E questo lo abbiamo grazie a chi? Ai Vivarini, perché abbiamo praticamente una cosa molto strana, abbiamo un Antonio Vivarini che nasce nel 1418. Vogliamo spiegarlo? Mi fa piacere perché l'aver fatto la pubblicità della mostra dei Vivarini, cosa vuol dire? La famiglia dei Vivarini, i Vivarini erano dei pittori, erano degli artisti. Sì, però è interessante questo, cioè questo diciamo svolgersi, cioè questo Antonio Vivarini. Poi c'è il fratello Bartolomeo che nasce però dopo, 1430, quindi dal 18 al 30, certo. È quasi una generazione. Sì. Poi c'è il figlio e siamo già nel 1445, quindi a distanza praticamente di una trentina d'anni cambiano talmente tante cose, perché Venezia è un crogiolo, loro sì, vabbè, vivono in un'isoletta, ma però Venezia è un centro, diciamo, di cultura meraviglioso, la regina dell'Adriatico, ecco, questo. E allora abbiamo queste persone, questi maestri, questi artisti, che a un certo momento dipingono. Prima c'è questo Vivarini che avrebbe anche la possibilità, ti devo dire, di avere dei contatti con già artisti affermati, diciamo, perché c'è Gentile da Fabriano, c'è Jacopo Bellini, addirittura ha la possibilità di vedere anche un Masolino da Panicale, che è quello che praticamente ha accompagnato la pittura
italiana, partendo da Giotto, l'ha già portata verso un gotico quasi rinascimentale, oserei dire. Ecco, quindi, però cosa succede? Che questo Antonio Vivarini ha un cognato, no? Questo cognato si chiama Giovanni d'Alemagna. E già la parola stessa d'Alemagna cosa ti fa pensare? Fa pensare che al nord spadroneggia il gotico. Spadroneggia il gotico. E cosa succede? Che, è una mia immaginazione questa, io penso che quando per esempio Vivarini entra in San Marco, no? Che vede quei meravigliosi mosaici fondo oro, poi c'è la pittura fiorentina, sempre questo fondo oro, eccetera. Poi c'è appunto questo cognato che è appunto amante del gotico nordico. Lui comincia ad abbandonare tutte le conoscenze, diciamo, a livello italiano dell'arte e si dedica molto a queste figure su tavola, col fondo oro, molto particolareggiate, figure molto allungate, no? Ecco, e quindi rimane un pochino imprigionato, ecco, ancora da questo gotico, non riesce quasi a uscirne, no? Ecco. Poi arriva invece suo fratello Bartolomeo, cosa fa? Comincia già a frequentare degli ambienti che sono tipici del padovano, no? Quindi conosce il Mantegna è una figura basilare, diciamo, dell'arte veneta, è una figura immensa e non può che in un certo senso prenderlo, lui rimane affascinato dal Mantegna. E allora suo fratello cosa succede? Che pian pianino, siccome poi muore suo cognato, ci va dietro, no? E cominciano a fare dei capolavori che hanno proprio un sapore rinascimentale, capisci? C'è la Madonna coi Sani, per esempio, che si trova a Capodimonte, che quello è già Rinascimento. Ecco, quindi capisci che ormai ci stiamo introducendo nel Rinascimento. Ecco, vedi, l'intuizione della nostra amministrazione, certo, di presentare qualcosa di nostro che spazia in un arco di tempo di 30-40 anni, certo, penso che sia stata la chiave vincente del successo iniziale di questa mostra. Io sono convinto che avrà un successo enorme. Sta avendo veramente una risonanza grandiosa, certo, perché in una settimana, sentir parlare di una settimana, 10 giorni, sentir parlare dei Vivarini così ad ampio raggio da tante persone, sia amanti della cultura e meno, però quando si parla della cultura veneta, dell'arte veneta, questa è poesia trascritta sulle tavole, come poi andremo a parlare della tua arte perché è importante. Grazie. Ma io ho voluto parlare dei Vivarini con te, sì, proprio perché sei un conoscitore, oltre che essere un critico d'arte, devi essere un conoscitore dell'arte veneta, certo. Però il problema è sempre quello, cioè quando si parla dell'arte veneta, allora parliamo di chi? Del Bellini, parliamo del Cima, parliamo del Tiziano, sì, però ecco, i Vivarini sembra quasi, che tra l'altro sono dei pilastri dell'arte veneta. E sembrano dei secondari. Sembrano dei secondari, invece sono quelli che in un certo senso, perché poi quando arriviamo ad Alvise, quindi siamo già verso la fine del 400, che ha la fortuna, in questo caso, di incontrare per esempio Antonello da Messina. Antonello da Messina è forse una delle figure più grandi dell'arte mondiale, perché quando ci si trova davanti a un quadro di Antonello da Messina, uno resta lì, non ha modo di parlare, è estasiato. E io penso, no, che anche Alvise Vivarini sia rimasto estasiato, capisci? Questo è il fatto. E quindi basta, non so, vedere le sacre conversazioni, quella che c'è qui a Treviso, quella di Berlino, eccetera. A un certo, o il ritratto, ci sono dei ritratti maschili
che ci sono a Londra, che sono una meraviglia, questi personaggi, sono ritratti virili che hanno una grandissima forza. Oppure c'è un Cristo risorto che si trova a San Giovanni Bragora, quindi basta andare qua a Venezia, no? che è una meraviglia. Il discorso è sempre quello, cioè tante volte io ho pensato anche questo, guarda, ho fatto un ragionamento un po' strano, ma comunque chi mi ascolta mi deve un po' prendere così, perché a me piace anche. Per esempio, tornando per esempio a Bartolomeo Vivarini, no? Bartolomeo Vivarini praticamente è nato lo stesso anno di Crivelli, no? Cosa ha fatto il Crivelli? Il Crivelli a un certo momento ha rapito una bellissima donna, che era la moglie di un marinaio, e l'ha tenuta segregata in casa, questa qua. Si è tenuta segregata in casa per anni, addirittura, poi l'hanno beccato e l'hanno messo in galera. Quando poi l'hanno molato, perché Venezia era abbastanza precisa, no? Sì, sì. Ecco, lui è scappato, prima è andato in Irsia, poi è andato in centro Italia, eccetera. Facendo così però lui si è acculturato e è diventato quel grande maestro della pittura veneta. Partendo da un delitto, diciamo, sì, perché il suo era un delitto. Infatti, uno dei più grandi maestri della seconda metà del 400 è Carlo Crivelli. Per dire che tante volte nella disgrazia abbiamo questo tipo. Mentre, per esempio, Bartolomeo, insieme con Alvise, i due fratelli, hanno fatto la loro botteghetta e hanno fatto anche i soldi, perché? Perché naturalmente Venezia è la regina dell'Adriatico e le tavolette devozionali e le committenze, che erano molto meglio di ora, perché oggi le committenze sono poche, no? Ecco, a parte quella che ha fatto Zanette, che poi ne parliamo, a parte quella di Zanette, ecco, le committenze sono piuttosto poche, però vivevano, cioè praticamente è diventata una bottega, cioè Antonio e Bartolomeo hanno formato una bottega, con tanti collaboratori, con aiutanti, e quindi veniva fatta una cosa un pochino di serie. Sì, sì, sì. La qualità naturalmente diminuisce. Certo, è logico. Però da una parte il nome c'è, perché a un certo momento la produzione, uno diceva, beh, ho visto che tu hai un Vivarini, lo voglio anch'io. Ecco, quindi, certo. Allora Gianni, noi torneremo sui Vivarini e io ti inviterò ancora, perché magari fra un mese avremo più la sensazione del successo di questa grande mostra, e io avrei piacere che tu la raccontassi ancora, no? Va bene. Allora torniamo un attimo dal nostro amico Alberto di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, che ci permette di portare a conoscenza non dei coneglianesi ma del mondo, perché poi noi andiamo in streaming, andiamo in tutto il mondo, e approfittiamo per invitare tutti quelli che vedono questa trasmissione, e li invitiamo a vederla, perché basta dire ai nostri amici di andarla a vedere, quegli amici che poi tu hai fatto in America e che andremo a vedere perché tu in America hai degli amici, potranno vedere questo e decidere se venire a vedere la mostra dei Vivarini a Conegliano. E grazie a Alberto di Ca del Poggio noi riusciamo a fare questo. Grazie Alberto. Dove il Prosecco incontra il mare, una straordinaria realtà ricettiva del turismo, e potete venire a trovare, noi adesso stiamo parlando di Ca del Poggio, ma tutta l'area nostra ha una possibilità ricettiva. Una delle eccellenze è quella di Alberto di Ca del Poggio, però se venite anche dall'altro capo del mondo trovate la possibilità di visitare le nostre terre con tranquillità, perché trovate anche l'accoglienza. Allora adesso passiamo a un altro argomento, perché vogliamo far capire, a parte che tu sei conosciutissimo a Conegliano e la gente ti apprezza per quello che tu fai, hai fatto e farai per Conegliano. Poi passeremo a una terza fase e dirò anche quello che hai anticipato prima, che cosa hai fatto anche per Zanette. Però tu hai avuto la capacità, perché si può dire la fortuna, ma la fortuna non è proprio fortuna, bisogna avere la capacità e
l'arte tua presentata a New York l'anno scorso, è stata un'esposizione. Sta continuando. Fino a ottobre di quest'anno. Ecco, raccontaci un attimo di quello. Ecco perché io ho voluto Gianni qua, senza togliere niente a tanti altri nostri artisti contemporanei. Che mi piacerebbe invitarli tutti, ma ti faccio come rappresentante. Vabbè, eventualmente sarà un piacere anche avvisare altri artisti che vengano tuoi ospiti. Per carità, certo. Ecco. No, l'esperienza di New York è stata positiva nel senso che questo apre al mondo, perché oltre a fare la mostra, i quadri, portarli fisicamente, avere contatti con tante persone, è il fatto che poi questo viene per i nuovi mezzi di comunicazione continuamente riversato in tutte le parti del mondo. Ecco. Sì. È un modo per incontrare anche altre persone, altri artisti, avere degli scambi culturali indubbiamente. È un modo sempre per rivedere New York, è la quarta volta che ci andavo, però è sempre piacevole essere in quella bellissima città. E c'è anche una cosa importante, ti faccio un esempio. La continua promozione dell'arte, ecco, di queste gallerie. Per esempio, quando c'è stata la festa di Halloween, no? Hanno messo nel loro sito questo. Ragazzi, se volete vestirvi la notte di Halloween ispirandovi a un artista, ecco, questo è un esempio. Hanno pubblicato il mio quadro, mettendo le dimensioni, spiegando alcune particolarità, e poi hanno detto, se volete vestirvi così, nel negozio della 40ª strada troverete i pantaloni a $8. Il cappello a $8. Hanno creato un business. Hanno creato un business nel business, no? Quindi a un certo momento, la tua arte. Con la mia arte. Quindi c'è proprio un discorso di un meccanismo dovuto anche alla loro mentalità, diciamo, imprenditoriale, diciamo, ecco. Però tutto serve. Non fanno mai niente per niente. Non fanno niente per niente, però tutto serve per divulgare l'arte. Ecco, questa è la cosa simpatica. Quanti quadri hai portato? Erano 9 quadri. Forse riusciamo anche a vederne ma qualcuno. Forse qualcuno, adesso, la regia ci manda. Ecco. E comunque la cosa più importante è proprio questa, riuscire in qualche maniera a diciamo, andare a 365 gradi, ecco, perché oggi come oggi secondo me c'è stato un cambiamento rispetto a una volta, ti devo dire. Adesso c'è questa storia un po' così del minimalismo, no? Cioè le pareti bianche, i mobili bianchi, tavolo in vetro, eccetera. Ti faccio un esempio, sono andato a trovare una mia amica. Per esaltare l'arte che viene esposta, probabilmente, giusto? No, proprio le case, proprio dico adesso, le case, sì, le case. Per esempio, vado a trovare una mia amica, mi fa vedere. Vedevo le esposizioni. No, questa qui è l'arredamento tutto bianco, così e colà, no? E a un certo momento dico, basta, ci starebbe bene, tanto per un discorso, diciamo, didattico, non era una mia intenzione vendere quadri, per carità, però ci vorrebbe qualcosa di colorato, eccetera. E poi dopo un po' mi dice, sì, devo mettere su quell'angolo là una statua di marmo. Ah, ho detto, e come si fa a notarla? Ho detto. Ecco, questa è la mentalità di oggi, quindi oggi come oggi c'è questo minimalismo per cui anche il fatto di... Ecco, vedi, adesso per esempio c'è proiettato... Sì. Ecco, quello lì è un'opera che adesso appunto i signori possono vedere, ecco, il titolo è Ognuno mostra la faccia che vuole. Siccome la luna mostra una faccia, ma non si sa l'altra, no? Ecco, oggi come oggi manca la sincerità nelle persone. E cosa succede? Che il più delle volte portano una maschera, Ecco, chi per convenienza... Molto bello questo quadro qua. Sì. Tu ce l'hai in esposizione da qualche parte o l'hai già ceduto? Questo qui è in esposizione... Ce l'hai nella galleria tua?
Sì, adesso qui è nella mia galleria, l'Officina dell'Arte, e fra poco sarà appunto nella mostra che farò. Parliamo di questa mostra perché molto tempo non ne abbiamo, perché sembra, ma quando parli d'arte e di cultura passa il tempo velocemente, specialmente se si parla con dei maestri come te. È sabato. No, ce n'è un altro qui che è molto bello. Questo cosa rappresenta? Questo rappresenta la saggezza dei giovani, cioè questi giovani che gli si raccomanda: fammi un piacere, vai piano, sii prudente, evita le compagnie cattive, compagnia bella. E questa è una figura di donna con una maschera. Giovane, sì, che hanno subito la maschera della persona matura, del filosofo, del saggio. Guarda che è fantastico. Io spero che qualcuno stia guardando anche Veneto Globe in rete, perché è veramente fantastico. E poi ricordalo, quando è che farai questa grande esposizione? La mostra è una antologica, naturalmente. È una piccola antologica, dobbiamo essere, perché lo spazio è un bello spazio, però ho quasi 500 opere eseguite, è un po' difficile trovare uno spazio, diciamo, o meglio, il spazio ci sarebbe, lasciamo perdere, parleremo, però no. Quando è che la farai? Allora, è su all'eremo camaldolese di San Pietro di Felletto, che sarebbe, sì, bellissimo posto, che sarebbe appunto la sede municipale del comune di San Pietro di Felletto. Ecco. E lì ci saranno opere del 1966, quindi si capisce che non sono più un ragazzino, di inizi. Ecco, fino all'ultima opera recente che sto terminando in questi giorni, ecco, che ha un grandissimo significato, perché parla in termine naturalmente metaforico, in termini di simboli, della distruzione dell'ISIS in Siria. Ecco. Il titolo è La regina Zenobia. Tu hai fatto questo quadro, poi continua a raccontarlo, perché tu hai avuto l'esperienza in un tuo viaggio e hai visto determinate situazioni prima ancora della guerra. Certo, cioè, la Siria io l'ho nel cuore perché è un paese meraviglioso, è un paese di una ricchezza inestimabile. È vero. Ecco, e quindi, l'abbiamo studiato sui libri di storia, ma sembra sia stato dimenticato questo grande paese, è preso di mira soltanto da blasfeme. Perché praticamente sono 7-8 mila anni di storia che si accavallano in stratificazioni, ma sono vestigia che non so, Dura Europos, Ebla, ma poi anche le parti, diciamo, romane, diciamo, naturalmente Palmira è un sogno, però anche Bosra, poi c'è naturalmente Aleppo, poi c'è Damasco, quindi, e poi c'è una città che io sinceramente ho visto le fotografie e devo dire che quella sera sono stato veramente male. C'è la città di Apamea, è chiamata la città dalle 1000 colonne. È una città di una bellezza unica, di un'armonia unica, e ho visto come è stata devastata. Dopo aver visto questo documentario e poi vedendo quei disgraziati che tagliavano la testa proprio nel teatro di Palmira, dove io ho camminato avanti e indietro facendo fotografie, rilievi e compagnia bella, ho detto no, devo fare un quadro. Il quadro ha un titolo molto significativo, cioè La regina Zenobia piange la distruzione di Palmira. Cioè, questa la storia è facile, nel senso che il suo papà, il re Odenato, aveva aiutato i romani contro una rivolta fatta dai Tolomei in Egitto. E quindi Roma teneva di buon occhio questa meravigliosa città, Palmira, proprio perché è un'oasi meravigliosa, ci sono queste palme, questa estensione. Certo. Poi quando sua figlia, questa bellissima ragazza, ha preso il potere, si è montata alla testa e pensava che con il suo esercito di vincere Roma. Invece Roma arriva, la prende, la leggenda dice che è stata portata a Roma con queste catene d'oro, no, perché essendo una regina è stata portata in catene d'oro, e poi naturalmente ha raso al suolo Palmira.
Ecco, quindi Ecco, questo. io volevo fare inserire una nota un po' critica, stiamo parlando d'arte, stiamo parlando di cultura, stiamo parlando di bellezze straordinarie che abbiamo visto negli ultimi tempi distruggere. Solo una parentesi e poi passiamo a un altro argomento. Poi quando io finisco tu ritornerai un attimo sulla tua mostra. Abbiamo non molti minuti, No, perciò, no, ecco, io la critica che voglio fare è questa. È stata abbandonata in un momento di guerra e di crisi da molti siriani che potevano anche difendere. Porco cane. Questa è una cosa che è una coltellata, perché lì c'è la civiltà, cioè si sta bene. Io posso dire una cosa, che io sono un giramondo, però il matrimonio più sfarzoso l'ho visto a Damasco. No, un matrimonio da 1001 notte, ecco, e poi la gente elegante, i locali belli, eccetera. Torneremo su questo, bastava, perché vogliamo non è giusto che le donne e i bambini vengano lasciati solo, che siano le donne a difendere. Bravo, questi, non è solo una mia fissazione. No, questi vengono qua tutti fighi. Ecco, bravo. Ecco, finiamo là, torna sul tuo argomento e poi andiamo sul tempo che hai dedicato a me l'anno scorso. Ok, no, dico allora solo questo, che appunto sabato 16 aprile, quindi c'è ancora un po' di tempo. 15 maggio. Segnatevi la data subito nella vostra. Io che conosco Gianni da tanti anni e che apprezzo il suo modo di essere, anche perché un artista non può essere altro che un poeta dell'arte. Allora, io che conosco Gianni da tanto tempo posso invitarvi a vedere in quel di San Pietro di Feletto, dove c'è la sala municipale, saranno esposte le due sale, ci sono esposte le opere di Gianni De Marchi. E cosa ha fatto Gianni De Marchi l'anno scorso per me? Ha fatto molto, perché dovevamo restaurare un capitello, presto ci sarà la festa di San Giuseppe. Nell'area ex Enel di via Matteotti c'era un capitello da spostare e restaurare. È stato restaurato dalla grande impresa di Tony Fassina, che ha acquistato l'area, e grazie a lui c'è stato questo restauro del capitello, ma da un'idea nata dal gruppo che organizza questa festa, che poi ci sarà domenica 20, mi hanno sbagliato la data, domenica 20 marzo 2016, e possiamo rivedere l'opera straordinaria che tu, Gianni, hai fatto, che è la Madonna, che è stata posta sulla parte dietro del capitello. La Madonna di Conegliano. La Madonna di Conegliano, che è stata sì chiesta da me a Gianni, ma siccome i fondi non c'erano per fare una cosa del genere, Gianni l'ha con grande onore nostro regalata alla città di Conegliano. La potete vedere in quel capitello di via Matteotti. Domenica 20 marzo ci sarà la manifestazione della festa di San Giuseppe, ma siccome è legata alla Domenica delle Palme, ci sarà l'incontro lì dove c'è il capitello, Gianni. Poi ci sarà una processione con le palme che parte da lì con la rappresentanza della Dama Castellana di gruppi sportivi. Bellissimo. E ci sarà come si dice, il corteo degli ulivi che si sposta dalla via Matteotti, dal capitello, si sposta al capitello di Sant'Antonio, alla chiesetta di Sant'Antonio, e poi va a celebrare la Santa Messa in quel di San Martino, nella chiesa di San Martino e Rosa, una bella processione. È bellissima, una variante dovuta al rispetto della Domenica delle Palme, e ci sarà poi un grande rinfresco come quello che c'è stato l'anno scorso, che è stato apprezzato da tutti. Ripeteremo questo rinfresco poi alla fine del termine della messa, verso le 11:15, presso la sala parrocchiale. Io adesso devo tagliare perché devo salutare. Saluto il mio amico Alberto di Cadelpoggio, saluto il mio amico Gianni. Grazie per la vostra ospitalità. È stato un grande io sono sempre
sono ospite. sempre felice di venire. La tua venire. promessa è quella di tornare ospite. Verrò senz'altro. Arrivederci. Arrivederci. Un saluto a tutti quanti. A 30 Arrivederci. minuti con Bruno Zanetti e sabato prossimo. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.